Presentata ieri nella location della SEAP Depurazione Acque alla zona industriale di Agrigento, alle istituzioni e alla stampa, la squadra di pallavolo femminile della SEAP Dalli Cardillo Aragona, che si appresta a debuttare nel campionato di Serie B1, girone D. Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità militari, politiche e religiose. Erano presenti tra gli altri il viceprefetto di Agrigento Elisa Vaccaro, il colonnello dei carabinieri Giovanni Pellegrino, il maggiore della Guardia di Finanza Vincenzo Giordano, il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino e gli assessori Stefania Di Giacomo e Mariella Sardo, insieme all'assessore al comune di Agrigento allo sport Nino Amato. Anche i rappresentanti della pallavolo nazionale e provinciale hanno preso parte all'evento sportivo, con il consigliere FIPAV Davide Anzalone e il presidente territoriale Acranis Massimo Scibetta, che hanno così voluto augurare le migliori fortune alla SEAP Dalli Cardillo Aragona, fiore all'occhiello della pallavolo femminile siciliana. Presente anche la delegata provinciale del CONI di Agrigento, Antonella Attanasio. La cerimonia di presentazione della squadra biancazzurra è stata aperta dal saluto del padrone di casa, l'imprenditore Sergio Vella della SEAP, sponsor della pallavolo Aragona. A seguire l'intervento del giovane imprenditore Dalli Cardillo dell'omonima azienda agrigentina. E tra questi Nino Di Giacomo, tantissimi rappresentanti degli sponsor della maglia della pallavolo Aragona che hanno partecipato all'evento. È ormai una tradizione che abbiamo onorato ogni anno, che presentiamo la squadra a tutte le autorità civili e militari e alla stampa. L'abbiamo fatto negli altri anni nella sala del Consiglio di Aragona. Quest'anno il nostro main sponsor Sergio Vella ha voluto fortemente fare questa presentazione nella nuova sede e abbiamo accolto questo invito e stasera eccoci qua e continuiamo sempre nella scia di promuovere al meglio la nostra realtà pallavolistica, perché in questi giorni abbiamo già presentato la squadra alla città di Aragona, abbiamo presentato la squadra ai tifosi, prossimamente abbiamo anche un incontro con tutti gli sponsor e collaboratori e poi partiremo il 19 con la prima partita in casa con il Forte Chieti. Questi i nostri programmi già 3 anni fa, cioè l'impegno della main sponsor e di tutti gli altri sponsor, come a capo appunto la SEAP, di contribuire a questo risultato. Ci siamo riusciti e adesso quest'anno contiamo di fare un ottimo campionato con la speranza che anche l'anno prossimo possiamo poter dire che la squadra ha vinto ancora un'altra volta.